Terzo target nell'Istria croata. Terra di grandi bellezze naturalistiche e dalla storia complessa. Incrocio di popoli, lingue e culture. Rosso cuore nel blu mediterraneo. E se vogliamo, il cuore di questo cuore è rappresentato dalla località di Pasin, Pisino, che raggiungiamo proveniendo questa volta da sud. Pasin, Pisino, è un bel centro tranquillo, particolarmente famoso per il suo castello, la fortezza più grande e meglio conservata dell'Istria, testimone di tante vicende storiche e oggi custode di interessanti mostre a tema. Io sono Denis Visintin e sono direttore del Museo di Pisino che ha sede presso il castello della località. E qui hanno sede anche il Museo Etnografico dell'Istria e c'è anche una sede dislocata dell'Archivio di Stato di Pisino. La storia di Pisino è una storia plurimillenaria, in quanto sono stati ritrovati alcuni anni fa proprio dei reperti archeologici all'interno di questo castello che fanno risalire per il momento la storia a 3500 anni fa. E da lì poi si è sviluppato poi il centro abitato. Pisino apparteneva inizialmente Castrum Pisinium alle signorie feudali germaniche, poi è stato di Aquileia, infine sono arrivati i conti di Gorizia e l'Austria, per un certo periodo Venezia e quindi anche i francesi. C'è stato poi il ritorno della monarchia asburgica, infine il regno italiano e poi è arrivata la Jugoslavia e la Croazia. Quindi questo in breve sintesi la storia della località, una località che è importante anche perché ha dato i natali a personaggi importanti della cultura italiana. Pensiamo al musicologo, il maestro Luigi Dalla Piccola, pensiamo a 48 Gambini, ma pensiamo anche ad altri che hanno qui studiato, tipo Biagio Marin. E noi ci troviamo qui all'interno del castello, attualmente nella mostra dedicata alle campane. Perché è importante questa mostra? Prima di tutto perché si tratta di campane che sono state salvate sia nel corso della prima che nel corso della seconda guerra mondiale, quando sia nell'uno che nell'altro caso si voleva trasformarle o fonderle in armi, fare munizioni. Queste campane si trovavano fino al 1960 a Udine, poi sono state restituite alla Jugoslavia e messe qui nel castello. Si tratta di campane in gran parte che sono state fatte tra il XVII e il XIX secolo nelle fonderie veneziane, nelle fonderie locali, nelle fonderie austriache, però la più importante, la più antica, è quella del Magister Manfredinus, che è stata datata e risale ad un periodo che va tra il 1307 e il 1312. Questo Magister dolomitico che aveva a quanto pare la sua artigianeria, la sua fucineria a Venezia. E poi c'è la mostra archeologica che ricorda il lapidario che ai tempi dell'Italia aveva la sua sede presso l'attuale edificio dell'amministrazione municipale. E poi ci sono gli abiti, gli strumenti musicali della tradizione istriana, che anche in questo caso si ricordano una tradizione mista, slava, italiana, ma anche germanica, e quindi mediterranea in genere. E poi c'è anche la mostra dedicata al vescovo Dobrila, c'è la mostra dedicata alla prima guerra mondiale. Quest'anno ricorda il centenario dell'entrata in guerra da parte dell'Italia. È una mostra che ricorda le contraddizioni che c'erano a Pisino, città slava, città tedesca, città italiana, e quindi le contraddizioni che c'erano fra gente che appartenevano a queste diverse entità
culturali che anche collaboravano assieme. Ecco, quindi per tutti questi motivi chi vuole visitare un'Istria un po' diversa, conoscere un'Istria un po' altra rispetto a quella che è la costa, rispetto a quello che è il mare, chi vuole un po' visitare e conoscere la cultura istriana, visiti questo castello. Un famoso romanzo di Giulio Verne narra della rocambolesca fuga di Matthias Sandorf attraverso la vertiginosa foiba sottostante il castello, dopo essere stato qui rinchiuso nel 1867 e condannato a morte assieme a 2 connazionali, in seguito ad una cospirazione che voleva favorire la separazione dell'Ungheria dall'impero austro-ungarico. Una vicenda tra storia e fantasia che rivive il castello in forma teatrale. O anche adrenalinica, grazie alla zip line da brivido, lunga 220 metri e con un'altezza media di 100, in grado di farci attraversare la profonda forra dal castello al lato opposto e viceversa in 10 secondi, raggiungendo una velocità massima di 65 km/h. Dopo questo tuffo in altre epoche, si punta in direzione nord, attraverso quella che è definita l'Istria interna, una splendida natura collinare e borghi pittoreschi. Paesi che svettano proprio come borghi medievali su colline a forma di cono. È anche il caso di Buset, Pinguente, la cosiddetta città del tartufo, patria di un tesoro nascosto nei boschi circostanti, gigante della gastronomia, e che abbiamo avuto il piacere di apprezzare presso un'azienda che se ne fa portavoce con merito. Siamo nella valle della Mirna, quieto, che sfocia dopo qualche decina di chilometri in Adriatico presso Novigrad, città nova. Un detto è che si hanno trovato i tartufi, quelli che portavano il famoso trenin da Parenzo a Trieste, che si chiama Parenzana, che erano quei autisti che guidavano il trenino, arrivavano dalla zona dell'Italia del Piemonte che dà il tartufo e hanno visto i terreni, hanno arrivati qui con i cani su e hanno trovato i tartufi. Così che nella zona nostra si cava il tartufo sia il bianco sia il tartufo nero, praticamente 12 mesi. Sì, abbiamo il tartufo nel sotto olio, abbiamo il tartufo affettato, abbiamo certi prodotti col tartufo, c'è la famosa crema col tartufo bianco, c'è la famosa salsa tartufata, c'è il miele al tartufo, sono i funghi al tartufo, sono i porcini al tartufo, sono l'olio al tartufo, c'è il miele al tartufo, abbiamo la grappa col miele al tartufo famosa, e sono i prodotti veramente buonissimi. Così qua si può assaggiare il prodotto e si può comprare il prodotto senza nessun obbligo. Qui siamo nell'interno, che praticamente la gente sono tanti da passaggio, però non sanno cosa esiste qua nella nostra zona. Fermatevi, passate di qua, fate un giretto nella nostra azienda che si chiama Natura Tartufi, e adesso faremo la frittata con tartufo. Allora, si prende un po' di formaggio al tartufo per fare la base prima di cominciare a fare la frittata al tartufo. Si grattugia anche il tartufo. Ecco, si vede il tartufo come è fatto dentro. Grattugiato il tartufo e il formaggio al tartufo. Adesso aggiungiamo vicino l'uova. Allora noi stiamo facendo una frittata al tartufo con 6 uova, un po' di sale al tartufo, e tutto col tartufo qua. Anche l'aria c'è il profumo del tartufo. Si mescola, si sbatte l'uova. Adesso aggiungiamo un po' di salsa tartufata, che aiuta molto al gusto del tartufo. Si
si mette un cucchiaio e mezzo. Adesso mettiamo il burro. Mettiamo il burro che si desfa perché il condimento per la frittata è soltanto il burro. Adesso mettiamo metà dei tartufi grattugiati che facciamo una scottatura piccola. Non tanto forte la scottatura. Adesso mettiamo il formaggio col tartufo, mettiamo vicino che si prende insieme. Appena desfatto il formaggio viene collegato col burro, col tartufo, si mette l'uova e si gira. Adesso mettiamo i tartufi perché siamo presto alla fine con la frittata già pronta e si mette il tartufo fresco. Adesso si prepara il tagliatartufi per affettare il tartufo. Adesso affettiamo un po' di tartufo. Il tartufo se lo mette tanto quanto chi vuole. Con poco tartufo, vedi quanto tartufo manca e vedi sul piatto che è tanto tartufo. Tartufo affettato, se lo fa vedere, col poco tartufo si fa un buon gusto del piatto. Allora, siccome il gusto e il profumo non si può sentire tramite la televisione, allora vi ripeto, venite qua in zona, passate di qua e assaggiate una famosa frittata al tartufo. Guarda che una roba splendida, veramente buona, È una roba buonissima, veramente. Inebriati dal sapore e dal profumo del tartufo, chiudiamo quest'altra esperienza attraverso il territorio istriano, con la certezza di avervi quantomeno incuriositi e di avervi ancora con noi il prossimo viaggio di Target.